Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su WWE 2K14, importantissime novità dal fronte Raw e SmackDown. Allora, Draft Lottery, sono passati a Raw da SmackDown, Eddie Guerrero, Batista e Kurt Angle. Eddie Guerrero ha detto ha scelto Raw perché vuole sfidare il Comendone nel match per gli Stati Uniti, perché ha detto che è stufo di vedere un giovane lottatore arrogante a capo della cintura degli Stati Uniti, vuole assolutamente umiliarlo, il buon Eddie Guerrero, staremo a vedere. Quindi Guerrero, Batista e Kurt Angle a Raw. Mentre a SmackDown è passato Kane, il buon Kane, poi Brock Lesnar, Dolph Ziggler e chi è passato? Mi sembra basta, vediamo un attimo. Oddio, forse solo tre anche qua. Kane, Jericho, Lesnar e Ziggler. Quindi anche Chris Jericho è passato a SmackDown. Raga, per i prossimi pay-per-view di Royal Rumble ci saranno due video, quindi un video con le cinture e il video solo con la Royal Rumble. E poi ci sarà una cintura nuova per da questo mese di gennaio, però è una sorpresa. Vai ragazzi, Extreme Rules, Comenda Veneziano Guerrero, questa si prospetta come una rivalità molto molto lunga, perché Guerrero è proprio passato a Raw proprio per questo, ragazzi, per abbassare la cresta di Veneziano, che ormai lui si vede già campione WWE. Vuole fare eccolo qua ragazzi, Veneziano che ha ancora la cintura degli Stati Uniti. United States Champion. Extreme Rules verso Latino Heat, Eddie Guerrero. È Latino Heat. Tan, tan, tan. Eccolo qua ragazzi, Eddie Guerrero, leggenda assoluta della WWE. Eccolo qua. Quindi insomma diversi cambiamenti nei roster. Nuove rivalità anche in corso. Randy Orton con Sheamus per il titolo World Heavyweight Champion. Il Comendone c'è con Eddie, bravissimo Come. Il Come ragazzi è un atleta fenomenale. Grandissimo Veneziano. Molto bene, bene. Ancora Guerrero. Contromossa veneziana. Contromossa veneziana. Bravo Come, bravo Come. Molto bene Come. E anche l'arbitro è giù. E anche l'arbitro è giù. Il Come si è fatto male forse. Aia. Contromossa comendiana. Contromossa comendiana. Aia. Aia. Meno male che Eddie ha sbagliato. Ed Eddie ancora. E ancora contromossa. Il Come ragazzi, il Come c'è. Aia, maledetto Eddie. Questo è veramente un bel match ragazzi. In un mese molto importante che c'è la Royal Rumble. Bravo Come. Ed Eddie Guerrero prende una bomba. Prende una bomba Guerrero. E il Come si scatena. Il Come si scatena, povero Eddie. Grande Come. Ma ancora Eddie. E ancora Eddie ragazzi. Grandissimo Veneziano. Bravissimo Veneziano. Eccola là. Occhio. Fa fatica Veneziano. Fa molta fatica Veneziano. Ragazzi, Eddie Guerrero, un'altra leggenda. Un'altra leggenda. Il Comendone sta collezionando match con leggende. Vai. Vai. Grande Come, grande Come. Attenzione.
Clipper crossface, attenzione, Guerrero soffre, ma resiste, Guerrero soffre ma resiste, mamma mia, non ce la fa più neanche il Commendone, mamma mia che fatica, è finito però Eddie, attenzione, E5, Guerrero distrutto questo primo match della rivalità, Guerrero veramente le ha prese 3. Grandissimo veneziano che va a vincere il primo match di questa rivalità con Guerrero. Ragazzi, il Commendone è un atleta fenomenale. Vai ragazzi, commenda veneziano, Stone Cold Steve Austin. Questo è il match della seconda settimana di Raw. Veneziano ha stravinto con Eddie Guerrero nei match rivalità. Eddie Guerrero infatti mi ha sorpreso perché è stata una vittoria abbastanza pesante del veneziano. Anche ragazzi, il Commendone è molto più giovane. Attenzione, Commendone butta giù l'arbitro. Veneziano butta giù l'arbitro. Vai, attenzione, chi può entrare se no Eddie, la rasa Guerrero. Attenzione veneziano. Eccolo là il Commendone, però ancora su Guerrero. Non c'è niente da fare ragazzi. Questo è il Commendone ragazzi. Anche se c'è l'interferenza. Comunque lo scopo di Guerrero non è tanto far perdere il match, ma quanto di cercare di fargli del male a veneziano. Se la prende anche con Stone Cold, Guerrero impazzito. Mamma mia veneziano. E Guerrero è entrato a dar fastidio. Oh, bravo Eddie. E ancora il Commendone, ragazzi, il Commendone è inarrivabile. Guerrero è entrato, ma non è successo niente di grave in questa intromissione. E l'arbitro butta fuori Guerrero. Che si incazza. Ed è finita qua ragazzi. Guerrero ha cominciato male questa rivalità con il Commendone. Voleva dare la vittoria a Stone Cold e invece Guerrero non ce l'ha. Ragazzi, adesso è Eddie Guerrero Stone Cold. Stone Cold diciamo che sta testando i due contendenti della cintura degli Stati Uniti. Veneziano comunque ha pareggiato il match con Stone Cold chiaramente ed è abbastanza incazzato perché comunque era in pieno controllo. Eccoci qua, adesso c'è Guerrero, Stone Cold. E ancora come per Kumenda Stone Cold, l'arbitro distrutto. E vediamo stavolta se può entrare il Commendone. Infatti entra veneziano e quantomeno vuole restituire il favore. Attenzione Stone Cold, ma Stone Cold non vuole pareggiarle. Quindi Stone Cold sta facendo il possibile. Stone Cold non lo lascia il Kumenda. Incredibile. RKO! No, si salva! Non ci credo, si salva Guerrero. Incredibile. Non hanno senso queste interferenze. Non ce la fanno mai. Attenzione, F5, stavolta prova con l'F5. F5, stavolta Veneziano ce la fa. È incredibile ragazzi, Eddie Guerrero sta perdendo in maniera vergognosa con Veneziano. E Commendone fa vincere Stone Cold. Per Guerrero un'altra sconfitta, un'altra eliminazione. Ragazzi, prossimo video, pay per view Royal Rumble, si comincia con i match per la cintura e nel prossimo video, quindi fra 2 video, la Royal Rumble vera e propria. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.